pedalando, parte la bicicletta pedalando per Natale, Marco Cunico, Moreno Morello, c'è anche Marco in piazza. Spostiamoci un attimino tutti quanti verso il centro della piazza. Un secondo, spostiamoci tutti ragazzi, iniziamo. Allora, spostiamoci un po' verso il centro della piazza, lasciamo un po' di spazio per favore. Abbiamo anche un po' di stampa, un po' di fotografi qua. Allora, intanto Assessore, ci siamo? Andrea, Assessore Costa, ci siamo? Oh, arrivo là. La protezione civile si pone sotto l'albero, poi i rappresentanti della protezione civile per aiutare a creare un po' di spazio per gestire in maniera adeguata la manifestazione. Grazie. Allora, la manifestazione accetti l'albero di Natale, accetti la solidarietà organizzata dal Comune di Portogruaro e dalla cooperativa sociale APE. Un applauso al presentatore di questa sera, Moreno Morello! Ciao a tutti, io già sono stato qua più volte, mi sentite? Alziamo il volume? Mi sentite? Qualcuno non sente? Sì? Eccoci qua, adesso si sente meglio. Ciao a tutti quanti, è un piacere essere qui tra di voi, un'iniziativa molto divertente, non vi avevo mai partecipato, è una cosa originale, un metodo, un modo per portare tanti bei messaggi di cui avremo modo di discutere questa sera. Mi sentite? Sì? Allora, chi ha detto di no sta mentendo perché allora, avremo modo di parlare di tante tematiche questa sera perché pedalando avremo l'occasione di portare dei messaggi importanti. Intanto do la parola all'assessore Andrea Costa per l'inizio dell'evento e poi magari pedaleremo tutti assieme e parleremo di tante cose. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, solo per... Si sente? Ecco. Buonasera a tutti, solo per salutare, portare gli auguri dell'amministrazione. Questo per noi è un momento importante, è la sintesi di un discorso che abbiamo iniziato il 11, un Natale dedicato alla solidarietà e ai simboli. Questo è un simbolo, poi vedremo durante, vuol dire aggregazione e sensibilità ambientale. Un augurio a tutti da parte dell'amministrazione di un buon Natale e buon divertimento per questa serata. Bene, allora, prima di presentare i protagonisti di questa pedalata, che saranno molti e poi magari troveremo anche qualche volontario tra di voi, visto che c'è anche da scaldarsi, io direi se magari Luca mi dà una mano a spiegare tecnicamente come si deve fare per pedalare e accendere in maniera efficace l'albero di Natale. C'è qualche elettricista oppure Luca? Allora abbiamo 5 biciclette da spinning, quindi va bene? A cui sarà collegato qualche trasformatore, dici bene. Allora, intanto non è un problema tecnico di audio, ma è che con tutti questi cellulari, queste macchine fotografiche, eccetera, se c'è qualche buco d'audio non è colpa nostra, ma è colpa vostra. Ecco, è colpa vostra. Ve lo dico perché funziona tutto alla perfezione, ve lo assicuro. Allora, sì, la spiegazione di questa cosa
è una cosa nuova che è arrivata l'anno scorso a Copenaghen, a Milano, a Roma, quest'anno siamo noi e c'è Urbino anche che fa una manifestazione analoga. E quindi si tratta di 5 biciclette collegate con dei trasformatori del Dinamo, la cosiddetta Green Economy, Technology. Green Energy, quindi energia verde fatta per alimentare delle lampadine che consumano molto meno delle lampadine tradizionali, lampadine a LED. E quindi con una lampadina a LED facciamo la stessa luce di 20 lampadine, qualcosa del genere. Adesso tecnicamente non sono un ingegnere, ma è così. E quindi le biciclette e i ciclisti pedalando daranno luce all'albero e quindi produrremo questo risultato così simpatico, allegorico, colorato. E importante sarà anche per chi pedalerà, ci sono delle informazioni tecniche, bisogna premere un pulsante stop alla fine perché veramente la bicicletta se no continua a pedalare perché c'è un volano particolare e quindi mi raccomando, è importante anche che tutti quanti continuiamo a pedalare, quindi anche le sostituzioni e i passaggi andranno fatti uno alla volta perché altrimenti l'albero si spegne e se spegne l'albero è finita la festa. Bene. Allora, praticamente ci devono essere sempre 4 biciclette in funzione su 5, bisogna continuare a pedalare prima di scendere, bisogna prendere stop, altrimenti si muore, dico per no, altrimenti si rischia di prendersi nei pedali e farsi del male. Benissimo, siamo quasi pronti ad accendere l'albero, spiegatemi una cosa, ma per far andare quest'albero bisogna pedalare sempre, oppure ci poi abbiamo la corrente come oggi che risparmia, no scherzo, dobbiamo veicolare dei messaggi importanti. Vedo delle persone che si sono già sistemate. Allora Pellizzotti, sei pronto? Cunico, sei pronto? No, Pellizzotti dice che ecco, non è della sua dimensione, ma bravo, esattamente, il ciclista sistema la bicicletta in modo da avere il carico migliore giusto per il suo arto. Sembra che da questa lista debba pedalare anche io subito in apertura di manifestazione, anche Cunico si sistema la bicicletta, io vi informo che veramente giocando per televiso mi sono fatto 2 strappi muscolari gravi, quindi metterò anche l'audio della software, raccomando. Se fai queste immagini andranno da qualche parte, l'audio, quando si accende l'albero, un oh di stupore, mi raccomando. Allora, dov'è lo stop? Lo stop è questo qua, quando scende devo prendere quello. Pellizzotti, vai tu in fuga e vai tu di dietro, come si fa? Unico, sei pronto? Chi dà il via? Io ti lascio il microfono che tu coordini la partenza. Io tengo d'occhi politici che di solito sono gli imbrogliano in gara, non partite prima, no, assolutamente no, e tanto meno a Natale. Pronti? Allora, al volo, Franco Pellizzotti, il delfino di Bibione, professionista del 2001, maglia quadra del Tour de France, varie tappe vinte al Tour del Circo, capitano da oltre 10 anni a Portogruaro del Portogruaro Calcio, più di 270 partite, più di 90 gol fatti con la maglia del Portogruaro, il nostro capitano. Sempre avanti, con questa prima. Però pedala alla sua sinistra l'assessore alle manifestazioni e eventi del comune di Portogruaro Andrea Costa e in ultimo il primo cittadino di Portogruaro, il sindaco Antonio Bertoncello. Pedaliamo in avanti, la macchina se si sposta mi fa piacere perché sennò si fa male, io mi fai la valletta. Allora, pronti? 3, 2, 1, accendiamo l'albero! Siamo online, come si dice, quindi ricominciamo a pedalare e
organizzato dal comune di Portogruaro e dalla cooperativa APE. Quindi al volo una battuta del nostro sindaco. Bellissimo, grande iniziativa. Bellissimo, grande iniziativa del nostro sindaco, Franco Pernizzotti. Allora, che adesso non voglio rimettere a casa. Bene, quindi c'è anche questo sviluppo casalingo, diciamo così, di questa manifestazione. Il nostro capitano, che di solito dai calci al pallone, oggi si mulina, si corre, ma in bicicletta. Ieri ha giocato. Ok, andiamo subito allora dal nostro assessore. E adesso in ultimo abbiamo la camisetta bianca, non siamo a Madrid ma siamo a Portogruaro. Sono disperati i titolari delle palestre di Portogruaro che chiuderanno fino alla Befana perché saremo tutti qui a pedalare per far andare l'albero di Natale. Manifestazione disperata, come mai non va così veloce? Ha un rapporto diverso o è maggiore potenza? Dici che è maggiore forza esplosiva. Attenzione che il sindaco arranca con la sua bici. Sono le gengive già si vengono. C'è il cardiologo per il sindaco e poi serve a me. Bene. C'è una notizia che mi interessa. Ma quando è il cambio? Allora, a riguardo, continuate a pedalare, chiamiamo i rappresentanti, i lavoratori della nuova Pansac e della Dexion, per cortesia, quindi i rappresentanti immediatamente, i rappresentanti della nuova Pansac e della Dexion, venite qua, uno alla volta e passeremo a incominciare dal nostro sindaco, anzi direi a cominciare da Moreno che dopo ci sostituirà. Sindaco, sopporta ancora un attimo, questi sono i rappresentanti della Pansac e della Dexion. Chi è che pedala? Scusate, voi avete ragione, il lavoro ha la sua dignità, però anche questa manifestazione. Venite avanti. Venite avanti per favore. Chi è che pedala? Lei pedala? Bene, allora continuate a pedalare. Allora Moreno, fa andare il cambio. Il cambio. Il primo pedato è qua. Lei pedala, venga qua. Venga con me, poi andate avanti. Allora, Moreno, schiaccia pure stop. Sali. Ecco, adesso, intanto che io coordino il cambio, lascio la parola a Moreno Morello che continua con la nostra serata di solidarietà. Bene, allora qui ci sono Quindi ti vedo. Ciao Angelo! Anche se non potevo pedalare. Chi è il portavoce? Sta mollando tutti a pedalare. Guarda ragazzi, si sono accorti che il sindaco è mollato? No! Aspetta, prima un altro dell'azienda che viene a il sindaco e se no lo prendiamo. Commissario. Benissimo. Sono cantato! Già fatto. Bene, grazie. Sali. Serve un altro? Vai, inizia a pedalare. Spostiamoci, per favore, spostiamoci che qua non si riesce a fare niente. Spostiamoci tutti indietro, vi prego. Tutti un po' indietro. E poi si prepara il centro nuoto di Portogruaro e messo lo stop. Non ce la fa più, lui ha mollato. Come ti chiami? Alessandro ha mollato, uno che dia il cambio ad Alessandro, poi mollato senza autorizzazione. Se si spegneva l'albero era colpa tua, Alessandro. Ok, pedala. Bisogna deve dire il pezzo. Attenzione, ci sta cedendo. Davide, qualcuno che dia il cambio a Davide, uno di pari forza, Attenzione, ricordiamo che i 4 amici su 5 devono continuare a pedalare. Nel frattempo vedo una meravigliosa caricatura che si sta per completare, caricatura di Dante, non far finta, Dante! grazie mille. Pedala, Dante!
inquadrare. Ciclisti vedo che si preparano, voi siete cicloturisti in porto gruarese. Chi ha bisogno del cambio? Qualcuno no, per ora nessuno, per ora stanno pedalando. Luca, associazioni che si avvicinano oltre al gruppo sportivo Sorgente Pre di Porto Centro Nuoto di Porto Gruaro. Volevo vedere il sindaco che dopo Hai fatto cazzo, gente prima, no? ossigeno, non è vero? Potrebbe ricominciare. I gruppi sportivi si avvicinano. Come mai è sempre così agile? Agile. Gli striscioni delle aziende in difficoltà. No, solo, no, da duro muore, ma come possiamo solo? Sono fino in casa. Sei in difficoltà? Vuoi il cambio? È arrivato il momento del cambio? Siamo pronti a dare il cambio, ricordi stop, cambio. Allora, in tante persone sono riuscito a farlo l'impianto energetico funziona alla grande finora, va tutto bene. Guarda che dopo Pellizzotti sei il miglior pedalatore. Come ti chiami? Gabriele, sei il cicloamatore? Vicepresidente della Portuale, ciclotore. Il vicepresidente, sento che le gambe le hai buone ma i polmoni sono andati da un pezzo, vero? Vuoi dirci qualcosa? Respira bene? Allora, Do una mano alle fabbriche che sono in crisi, spero di aiutarle come l'altro, si accendano come l'altro. e speriamo che si accendano nuove prospettive per queste fabbriche, per questi lavoratori come adesso intanto io volevo un'inquadratura su questo prestante ciclista, sei veramente incredibile, hai uno spunto, vediamo se hai un po' di fiato, prima non ce l'avevi, ridici nome, cognome, Gabriele Ceresotto, codice fiscale, Lo sa. nome della moglie, Attina Antonia, nome dell'amante. Enrico. A me sicuramente il fiato ti ha coperto. Bene, continua a pedalare. Attenzione, vuoi il numero